C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento con questa edizione autunnale invernale di Centro Anch'io. Vi portiamo ancora al Museo delle Armi e vi vogliamo presentare per quest'ultima puntata un pistoletto a ruota. Questa canna venne firmata dal gardonese Lazzarino Cominazzo tra il 1640 e il 1650, mentre la piasta fu realizzata dal maestro bresciano Giovanni Antonio Gavacciolo sempre negli stessi anni. La canna dimostra tutta la maestria dei maestri di Gardone Valtrompia, in particolare dei Cominazzo, celebre famiglia la cui fama portò già nel 600 a contraffare le loro firme anche nei Balcani e addirittura in Oriente. Ben ritrovati, sentite il proverbio di oggi, è famoso, conosciuto, anche simpatico. Chi no ga vanta d'ursa vanta de perlur. Prima gelateria sotto zero in via Marconi a Roncadelle, andiamo a interrogare i clienti. Francesco, tu hai un sacco di ammiratori o di ammiratrici? Ammiratrici più che altro. Là il Francesco, Potremmo fare una trasmissione sulle tue ammiratrici, sai? Penso proprio di sì. Quante sono? Come si fa a contarle tutte? Sai, quando uno è bello, è giovane. I bianchini sono tremendi. Senti, lasciamo perdere le battute sugli imbianchini, va. Chi no ga vanta, te l'ho chiesto perché il proverbio di oggi è questo: chi no ga vanta d'ursa e anta de perlur, ovvero? Chi non ha vantatori si vanta da solo. Tu quindi non ti vanti perché hai un sacco di... E ammiratrici sono a posto. Manco sai cos'è lo specchio tu. No, giuro, non ce l'ho neanche in casa. Vero, chi non ha vantatori si vanta da solo. Tu che tipo sei? Ne hai di vantatori, di vantatrici o ti vanti da solo? Mi vanto da solo. Davvero? No. Ti fai i selfie in bagno come gli adolescenti? No, quello a quel punto lì no, non sono ancora arrivato. Ce ne sono tanti, ce ne sono tante le persone che conosci che non hanno vantatori e si vantano per conto loro. Ah beh, ce ne sono parecchie di quelle. Sì. Ma tu non sei uno di quelli. No. Signora, lei è bresciana? Sì, Bene, capisce il dialetto? sì, certo che capisco. Bene, questo è quello che fa per Non lei. non lo parlo, però lo capisco. Forse lui è un po' più... Mio marito è un po'... Questo motto lei sicuramente lo conosce. Chi no ga vanta d'ursa e anta de perlur. Sì, chi non ha... com'è che si dice? Ammiratori. Ammiratore si vanta per conto suo. No. Lei sicuramente non si vanta per conto suo perché sempre elegante, sempre così bella, chissà quanti vantatori che ha. Ecco, forse una volta quando ero molto giovane, magari sì, adesso ormai. Che mesetto fa. Grazie. Sì. Arrivederci. Chi no ga vanta d'ursa e anta de perlur, facilissima, conosciuta anche in italiano. Chi non ha persone che lo vantano, la vantano, le dicono quanto sei bravo, la lusingano, si vanta per conto suo, ovvero un narciso. Chiudiamo, questa è la nostra ultima puntata di questa stagione invernale e speriamo che vi siano piaciute anche queste puntate, che vi abbiamo fatto in qualche modo una buona compagnia. Torneremo presto, sempre qui su Teletutto. Grazie a tutti davvero, alle prossime, ciao!